All'Hotel Dioscuri di Agrigento si sono tenute l'1 e il 2 febbraio le giornate psicogeriatriche siciliane per affrontare il tema dell'Alzheimer, organizzate dal dottor Giuseppe Provenzano, direttore dell'UOC Malattie Degenerative e Involutive presso l'ASP di Agrigento e presidente sezione Sicilia dell'Associazione Italiana Psicogeriatria. L'Alzheimer cancella la memoria ma non la vita. Quali sono i traguardi raggiunti grazie ai progressi della medicina su questa malattia? Dal punto di vista farmacologico sicuramente le ricerche sono andate avanti, però devo dire che molti trial sono falliti, ne rimangono alcuni, qualche farmaco è più efficace, qualcuno meno efficace. Il problema è che ogni farmaco che non ha effetti produttivi, il costo è notevolissimo in campo di ricerca, per cui diventa molto selettiva. Per quanto concerne invece l'assistenza, devo dire che sono migliorati molti parametri, molte attività sono più efficaci, ad esempio la stimolazione cognitiva, stimolare il paziente a rievocare i ricordi, a rievocare il passato, e questo aiuta moltissimo i nostri utenti. Infatti noi abbiamo 2 centri diurni che lavorano in questo ambito, uno ad Agrigento e uno a Sciacca. Peraltro devo dire che anche bisogna avere, ecco la tematica trattata, l'Alzheimer cancella la memoria ma non la vita, bisogna avere più rispetto di questi utenti, capire che il problema è molto serio e quando è correlata questa problematica alla nemica solitudine, cioè l'anziano solo con problemi, la situazione si fa più seria, più complicata, quindi bisogna veramente cercare di migliorare una rete assistenziale più proficua e più adeguata nel campo sanitario. Qual è stato quindi lo scopo di questo convegno? Lo scopo di questo convegno, devo dire in verità che ogni anno noi ci rivediamo, è un appuntamento ormai costante, annuale, per fare il punto della situazione, quali problematiche ci sono, quali sono le novità, quali sono le prospettive, insomma è come rivederci tutti e capire come andare avanti, come affrontare i problemi dell'anziano in una modalità sempre più aggiornata, sempre più adeguata, sempre penso migliore nel tempo, perché trovare un risultato è importante perché la popolazione invecchia sempre di più e purtroppo spesso invecchia con problemi.